Euroregione.news. 30ª rievocazione Medioevo a Valvasone. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, per la 30ª volta, Valvasone propone la rievocazione storica nel borgo medievale con Giuseppe Balducci del gruppo Artistic Furlan e il sindaco di Valvasone Arzere per scoprire le novità. Quest'anno sono sicuramente e principalmente l'apertura il sabato a mezzogiorno. Diamo la possibilità alle famiglie e a tutti gli appassionati di vivere la manifestazione già da sabato a pranzo, dove potranno mangiare liberamente e provare i prodotti tipici differenziati di 9 taverne, quindi ce n'è per tutti i gusti. Un'altra novità importante è quella degli allestimenti. Anche quest'anno insieme ai volontari ci siamo adoperati per dare nuovi allestimenti, dare nuove atmosfere, quindi potranno vedere nuove attrazioni nella rievocazione e per poter dare la percezione che la manifestazione è sempre nuova, che è sempre in sviluppo. Quindi queste sono le due principali novità. Altra novità è un lieto ritorno e abbiamo riportato la mappa della manifestazione, che fa vedere in profondità tutto il nostro assortimento in attività, in spettacoli itineranti, in teatro, il teatro dei misteri e tutte quelle che sono le attrazioni della manifestazione. Si paga un biglietto entrambi su tutti i 3 giorni, sul venerdì 3 euro, sabato e domenica 4 euro. E c'è anche la possibilità di fare la prevendita affinché le persone possano entrare senza fare la coda. Infatti faremo degli ingressi differenziati, che col biglietto noi facciamo una promessa. Promettiamo al visitatore che viene di vedere degli spettacoli particolari, perché l'aspettativa è sempre alta, quindi dobbiamo un attimino tenere un po' più alto il livello, quindi questa è la volontà, e spero che le persone, ma abbiamo già avuto riscontro in questi ultimi 2 anni che facciamo l'ingresso a pagamento, che ci viene riconosciuta l'offerta che noi proponiamo. Quando conviene venire? Tutti i 3 giorni, perché eventualmente c'è anche il pacchetto famiglia, ci stiamo organizzando per fare l'abbonamento di 3 giorni, quindi converrebbe fare un abbonamento e venire tutti i 3 giorni, ma se proprio una persona deve scegliere, se ha la famiglia consiglio la domenica, se invece si è un pochettino più giovane e si vuole vivere l'atmosfera serale, consiglio il sabato sera. La rievocazione storica è arrivata alla 30ª edizione, è un grande risultato che ci permette di poter proporre un evento che interessa innanzitutto le famiglie, avere l'opportunità di visitare il borgo, ma soprattutto immergersi all'interno delle attività che saranno proposte. I bambini potranno fare l'assalto al castello, saranno vestiti e armati ovviamente in modo figurativo, ma vedrete chi verrà sarà veramente sorpreso, e faranno l'assalto al castello. Chi lo difenderà? I loro genitori, quindi sarà una sfida veramente all'ultimo colpo di spada, e poi avranno l'opportunità di conoscere le attività degli artigiani, vedere come una volta venivano preparati gli insaccati piuttosto che magari la lavorazione del pane, e dopo appuntamenti di grande spessore dal punto di vista culturale per chi sa apprezzare il teatro messo in scena all'interno del nostro borgo. E insomma poi la parte enogastronomica sicuramente la fa da padrona, perché ci sono 9 taverne più tutte le altre attività ristorative presenti, con un obbligo, quello di non utilizzare pietanze che abbiano una provenienza che sia dall'America, quindi tutto quello che di solito siamo abituati a mangiare, le patate piuttosto che il pomodoro, in questo caso non saranno utilizzati, non ci saranno le bibite, non ci saranno insomma quelle cose che fanno parte del nostro quotidiano, ci sarà una riscoperta di antichi sapori, e dopo la bellezza del borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, che potrà essere visitato con calma, con la possibilità di scoprire anche degli scorci che vengono aperti solo per questa occasione. Insomma, vi aspettiamo a Valvasone Arzene, in particolare nel borgo antico di Valvasone, 2, 3, 4 di settembre, il 2 alla sera, il sabato già da mezzogiorno è tutto funzionante, e la domenica per l'intera giornata. Vi aspettiamo. Da Valvasone Arzene, Marco Mascioli. Euroregione.news.